Sto bene, sai? Silenzio armonioso. Tra le campanacce del gregge il cinguettio degli uccelli. Un'alba sinfonica che non chiede nulla, ma offre tutto. Avrei scritto, avrei letto, avrei cercato un sorriso, ma sto bene, lo sai. E va bene così. C'è un'energia creativa che non ha bisogno di essere espressa, che danza sotto la pelle e che illumina i pensieri senza obbligarli a diventare parole. È un suono costante, una vibrazione sottile che si mescola alla luce dell'alba tra le campagne di Pitti. Strano come la vita in pochi giorni ci faccia sentire parte di qualcosa. Poi ci allontaniamo e il mondo ci ruba un po' di umanità tra clacson e fermate d'autobus. Ma oggi no. Oggi sto bene, lo sai. E questa pace è già creazione. Campus Energia Creativa, 11 ottobre 2025. Bitti. Grazie a tutti, grazie Sidra. Abbiamo iniziato con una poesia, perché la poesia è vita e ci aiuta a stare meglio. Benvenuti, grazie per essere qui. Il CEC 2025, il campus di energia creativa, ideato da Piero Marras, compie 5 anni. È piccolo, ma sta crescendo benissimo. Per la seconda volta consecutiva, qui a Bitti. Perché Bitti è anche un posto speciale, come ricordava anche Piera, che è vostra commensale, concittadina. È un'esperienza straordinaria quella che hanno fatto gli artisti che hanno partecipato al campus, perché sono stati insieme per 3 giorni, si può fare anche pubblicità, sono stati all'agriturismo Calabrina, lì si sono confrontati, si sono incontrati, si sono scambiati esperienze, suoni, parole, emozioni. E oggi sono qui, stasera sono qui per presentare quello che è il risultato di quello che è stato il lavoro fatto in questi 3 giorni. Ci sono tanti ringraziamenti da fare, li faremo sicuramente alla fine, ma ora è il momento di dare spazio ai ragazzi che hanno partecipato al campus. Iniziamo con un artista che si presenta con chitarra e voce, Stefano Cherchi, ha già attivo diversi lavori discografici, è un cantautore, ha vinto anche un premio di Andrea nel 2005, ha partecipato a Sanremo Rock, insomma ha fatto tante cose. Lasciamo a lui lo spazio. Oggi non mi ha voluto anticipare i brani che canterà e quindi è una sorpresa un po' per tutti. Grazie. Visto nel buio, lontana una luce, girare su un faro con il mare tempesta. Ho visto l'inganno dell'onda arrivare e buttare giù pareti della mia fragile casa. Potevo costruire
visto nel buio una piccola luce e sembrava non morire mai, e sembrava non morire mai. Sì, ho visto e rivisto i nostri corpi sfiorire, portare via dall'onda quel mio amore di luce, e potevo costruire grandi dighe e salvare la mia casa, e dovevo costruire grandi dighe e salvare la mia casa, la mia casa, tu sei 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 la mia casa. Quanto invidio sei in linea vento, che dominano lassù ogni tuo passaggio, passaggio di tempo al vento che mi hai tradito, lasciandomi qui lontano in un mare calmo. La luce asciuga la pelle, la notte mi porterà via e vai di nuovi oceani, oltre i sogni, oltre l'età, di nuovo stanco e tengomi un respiro per l'eternità, ma prima devo riammettere una volta sola, una volta ancora, che l'amo ancora, che l'amo ancora, che l'amo ancora. Quanto invidio sei i mulini che dominano lassù ogni tuo passaggio. Si gonfia il mare, la vede tesa, la prua nel vento, una vita accesa, le mani giunte per una preghiera, le mani giunte nella lunga attesa. Asciuga la pelle, la notte mi porterà via e vai
Stefano Kerchi. Stefano, però adesso ci puoi dire i titoli dei brani. Il primo ho sentito La sera a mia casa e il secondo I mulini a vento. Grazie Stefano, complimenti. Grazie Stefano Kerchi. Adesso chiamo sul palco invece Federica Olla. Un applauso? Sulla fiducia. E stare sul palco insieme a Federica anche uno dei migliori chitarristi che la Sardegna ci abbia regalato, Roberto Deida. Federica Olla è un artista multiforme, brani propri della tradizione folk, ma e soprattutto lei gira per il mondo nei circoli sardi per portare la musica della propria terra. I brani che presenta oggi sono Eppure e Deo Puntie. Federica Olla. Buonasera a tutti, grazie. È capitato a tutti di incontrare delle persone a volte nella vita che ci lasciano un bene molto prezioso, ovvero il loro sorriso. Io continuo a vivere attraverso quel sorriso. Questo brano si intitola Eppure, che significa appunto nonostante tutto. Eppure lei continua a sorridere. Nessuno avrebbe immaginato mai cosa sarebbe poi accaduto. Si sono stancati i tuoi occhi di guardare il mondo ai suoi colori. Hai camminato nell'oscurità. Con il passare del tempo sembrava tutto peggiorare. L'istituto, gli ospedali e le malattie che accumulare. Il deserto attraversato con mente umane, temporali acquazzoni, uragani. Eppure sorridere ancora, quanta forza avevi dentro, eri il centro dell'amore, della fama e del dolore, alla ricerca della tua presenza. A novembre ci hai lasciato senza parole, senza fiato. Prendo la fine come viene, con il silenzio e le sue pene. Ora sei pronta, ci ha vestita e tra i capelli la margherita, che come la purezza lascia spazio all'amarezza. Ti voglio immaginare sulle cieli festeggiare, seduta a ordinare un po' di pace da saporare. Eppure sorridere ancora, quanta forza avevi dentro, eri il centro dell'amore, della fama e del dolore, vado alla ricerca della tua
brano racconta di un dolore. Il dolore di una mamma che perde la sua splendida creatura. E quindi, dopo che ha trascorso una bellissima giornata al mare con questa bimba, torna a distanza di tempo, nello stesso luogo in cui ha vissuto questi momenti indimenticabili. Inizia a cantare e lì spera che la sua voce venga ascoltata da questa creatura. Se la immagina così, che sporge l'orecchio tra le nuvole e sente il canto della sua mamma. E la sua mamma, con questa bellissima preghiera, la affida a Maria, la mamma di tutte le mamme, la mamma del mondo. Questo brano si intitola Deutire e vi vorrei portare a vedere quel mare che vedono i miei occhi. Hoy è festa e sul mare tutto vuoto. S'innocenza chi deniasta incusati quando giocasta sul mare in allegria in suento ti moviasta in armonia una danza su gioco pari a sta belle scruzza in serena pipia mia Deo canto vince a suo cielo ma scutasa canto vodu intendi suranto mio suranto mio Deo prego tu sanoti Signora mia, culla da lui, cosa creatura mia, creatura mia. Te atteso, intendiata, sapoce mia, e corriata tutta all'estero tu mi imbrassai uno angelo uderemo accanto a me nostalgia d'ogni tanti mi rigara sa memoria miei brullenti mi giocata a sole mare pipia mia non ci si esploso ma Dio canto vinse a suo cielo ta faccia sai canto vodu intendi suranto mio suranto mio Deo prego tu sanoti Signora mia si collata tu cosa creatura è figlia mia grazie soprattutto a Piero Mara di questa bellissima occasione Roberto Guida che mi ha accompagnato il nostro organizzatore grazie mille Grazie Federico. tutta la comunità di Vinti e a voi presenti grazie ancora
Grazie Federica Olla, bravissima. Grazie ancora. E grazie per Roberto Leida che ti ha accompagnato nel primo brano. Salutiamo Federica e introduciamo invece il prossimo artista. Parliamo di Giovanni Cossu, direttamente da Sassari. Giovanni Cossu ha suonato, ha cantato in diverse band del sassarese, canta i palchi da numerosi anni. Già dalle scuole medie ricordo che lui suona e canta, si esibisce con un repertorio praticamente inedito. Oggi è accompagnato anche alla chitarra da Enrico Severini e quindi ci presentano due brani inediti. Il primo si intitola Semplice, il secondo Fiore del Sud. Giovanni Cossu, voce, piano, Enrico Severini alla chitarra. Un applauso. Semplice ma che non sia banale, devo uscire questa lettera per te. Vivo con un cuore di animale che ogni tanto prende largo e se ne va. Tu lo sai che sono un rischio micidiale, quei silenzi più assassini di un raccolto che ogni tanto si dovrebbe trasgredire, smetterla di essere normali, fare imbarazzare il mondo attorno. Vivo da anni solo ai inverni aspettando un'estate che mi trasforma. Volevo dirti avrei voluto viaggiare di più, scoprire il mondo, passami sale questa roba asciugata male. Spesso non mi riesco a regolare, vedere il limite, c'è qualcosa di impetuoso, un po' brutale, che scoppia come quando arriva un temporale e si avventa sulla quotidianità. Non c'è un equilibrio universale, uguale univoco, ma se un attimo nell'infinito è tutto, allora traccerò una rotta trasversale, via dal tempo, dallo spazio, fino a che stella polare, non so se riuscirò a domare questa tempesta, ma so da sempre che avresti voluto di più. Non ero pronto per prendere un altro cane, fammi la lista di quello che c'è da comprare, fisso i dettagli e l'insieme che non vedo più. Ricordo i giorni, i nostri 20 anni e quella casa in cui vivevi tu, o quando salvammo una rondine caduta in mare. Ma è quel solito egoista che non può vederti triste. Se ci fosse un'esplosione nucleare ti direi non ti stare a preoccupare, sarà solo un temporale, forza solo non ci pensare, se ne andrà il vento. Mischio la fantasia, forse è un trucco per riuscire a non mollare contro il mondo falso che decade, sorridente in un'altra fotografia.
ancora freschi e marzo passa che deve passare, sta quell'anno e primavera che quest'anno non vuole fare, sto piacere scappa a casa in fretta. Giulio a fare la spesa, cassetta un po' pesanti, però è forte comunque va avanti. Sotto il sole agosto lo sa dove in Italia che le cose le sente, anche se nessuno gliele ha dette, impara a tenersi da bene, che ha sempre dato tutto agli altri. Tu, bocca di fragola, fiore del sud, alba su un'isola, Giulia evita gli ascensori, non mi dietro una speranza in tasca e sogna il futuro migliore, una casa in campagna, avere il tempo di fare la legna, che l'inverno torna e sai com'è, poi muoio quando la bamba, che cosa importante si prepara. Tu, bocca di fragola, fiore del sud, alba su un'isola. Tu, bocca di fragola, fiore del sud, alba su un'isola. Giuro spegne la luce, non c'era in quel sole scuro e grande fine novembre, ma c'è un filo di dolore, c'è un pensiero che a volte la prende, e io perdo l'equilibrio nel capire che cosa succede, disfare le cose, smontare le case, guardare così. Se la vita siede dallo specchio, lei non lo sento, ci scrive ti aspetto, e a me per favore non piantarla qui. Grazie, buonasera. Aspetta Giovanni, vieni. Un applauso ancora a Giovanni Cosso, Enrico, per venire a chitarra, Giovanni. Nel frattempo chiamo anche sul palco Manuela, che è la prossima artista che si esibirà. Allora, Giovanni, voglio chiedere che cosa ti ha dato questo CEC 2025? Ma senza dubbio la possibilità di conoscere delle persone incredibili. Non mi aspettavo un così caloroso, non so, ambiente, e la possibilità soprattutto di incontrare dal vivo Piero, che è un artista che ho sempre ammirato da quando sono nato praticamente. Ho sempre pensato che lui, ho sempre immaginato che lui fosse una persona unica e speciale, e ho avuto l'occasione di avere la conferma che appunto è proprio così. Grazie Piero. Marella, artista di Bugoni, ci tiene molto. Buonasera a tutti. Ci tiene molto il fatto che cioè lei è questa cosa da calluresa, quindi ci tiene molto. Ha svolto diverse pubblicazioni, partecipazioni, è un artista che ha già un grande pubblico che lo segue, ha partecipato a festival nazionali, insomma è un artista tutto tondo, anche perché si occupa non solo di musica ma anche di altro, e siccome il CEC è collaborazione, incontro, condivisione, pian piano il palco si sta animando di musicisti che hanno partecipato al CEC, insomma insieme hanno trovato la sintonia, hanno trovato il modo di suonare insieme, di provare insieme. Li conosceremo dopo, ma già li presentiamo, dai. Bandito e poi presentiamo gli altri. Dai, comunque Grazie tantissimo. Emanuela oggi ci presenta
due brani, Headache, diremo dolore gonfia, ma ci basta, e Un dia l'amore. Manuela. Grazie. Oggi mi sento piccola in un grosso allevamento, i tuoi occhi scivolano al ritmo dell'inferno, tuo scirocco che tira e mi rende più instabile, più fragile come canna al vento. Questo è solo il limite che hai messo, anche sempre un po' di imbarazzo che mi sa il maledetto headache. Non vorrei più stare con te in questo locale, questo è solo il limite che hai messo, mi crea sempre un po' di imbarazzo che mi sa il maledetto headache. Non vorrei più stare con te. Mi dicevi che sognavi di volare insieme verso Tenerife, poi cambiavi idea di porto nelle notti in bianco e non hai visto mai l'oceano Atlantico. Sognavi di nuotare insieme nelle acque blu, poi cambiavi idea di porto nelle notti in bianco e non hai visto mai l'oceano Atlantico. Sono più belle le storie finiscono e resistono quando alla sera si sono anche gli stimoli, consumarsi come un tacco 12 di sabato su una naviglia instabile. Questo dannato limite che hai messo mi crea sempre un po' di imbarazzo che mi sta il maledetto headache, voluto headache. Non vorrei più stare con te in questo locale. Mi dicevi che sognavi di volare insieme verso Tenerife, poi cambiavi idea di porto nelle notti in bianco e non hai visto mai l'oceano Atlantico. Sognavi di nuotare insieme nelle acque blu, poi cambiavi idea di porto nelle notti in bianco e non hai visto mai l'oceano Atlantico. Grazie di cuore. Mi sto innamorando di questo teatro. Tra l'altro, vabbè, domani andremo via da Pitti, è tristissimo. Tornerò subito, appena posso. Lei è Angelica. Benvenuta. Era andato? Grazie, Chiara. Diamo un attimo di tempo a questo cambio palco e vi dico qualcosa sul prossimo brano. Il prossimo brano si intitola Un dia l'amore. In gallurese significa dov'è l'amore? È una domanda che mi faccio spesso e non mi piace neanche dare la colpa sempre agli altri, perché delle volte io sono la prima che non riesce a trovare amore, forse delle volte ho paura di trovarlo. E per scrivere questo brano diciamo che è stata fondamentale una canzone alla quale sono molto legata, che è
Non si può resistere, che è una poesia che viene messa in musica nel canto alla corsicana, che è un canto tradizionale del cantachitarra che amo e studio continuamente. E se ci siamo, direi che ho detto anche tanto. Vi facciamo sentire Un dia l'amore e spero vi piaccia. Griderò se per te sarò invisibile e coglierò ogni occasione per ucciderti e piangerò tra gli stracci neri che mi coprono e mi chiederò un Dio l'amore, un Dio l'amore. Cado piano dal cielo sospesa e anche se tu mi guardi con gli occhi stanchi io continuerò a cadere. Leggera la mia anima animale si scioglie tra le nuvole. Empirico sulla notte e si chiederà l'amore, ti guardo, mi stavo, ti guardo, mi perdo, ti guardo, mi stavo, ti guardo, mi perdo. Grazie mille Oriana. Mamma mia! Ciao Manuela, ma in compagnia di Bandito alla chitarra, di Randagio Sarto all'ukulele, Enrica Perra al flauto traverso, Grazie Vittorio. Buon proseguimento di serata. E questo è lo spirito di Check 2025. Avete visto artisti che dialogano tra loro, vogliono suonare insieme, perché poi questo è il bello della musica, no? Di stare insieme, di poter suonare, di poter condividere emozioni. Grazie ancora a Manuela e agli altri ospiti che vedremo poi ovviamente dopo nel corso della serata. E ora invece è il momento di Sidra. Ma dov'è? Non la vedo. Dov'è Sidra? Sidra l'abbiamo conosciuta all'inizio con la poesia dedicata a Check 2025 e poi comunque Sidra gioca in casa, insomma, dai, in questo caso li gioca in casa, quindi
Cantautrice che ha già una lunga carriera, una lunga storia artistica, anche attività teatrale, cinematografica, insomma è un artista multiforme, potremmo dire. Sta producendo un disco, se non ricordo male, interamente in sardo. Sì, vero, infatti avrò il piacere di presentarlo il 18 ottobre a Teatro Astra a Sassari. Quindi non Se siete in manchiamo, zona, non mancate. Stasera ho il piacere, l'onore di essere accompagnata da una persona che forse non conoscete, la presenterò stasera, Paquito. Un applauso a Paquito Farina. Che brani ci presenti oggi? Avrò il piacere di presentare un brano che si intitola Oie e poi un altro brano che si intitola Tu non ti armendi che schiesese. Sidra! Grazie. Non mi preguntes de cantare amore, ne a las palabras de compasión. De tu estoy examinando de tener, de tu estoy examinando que astra dulzas balas. Non mi chiedere amore, ne manco paraulas y fustas de rancore, che ni scusa proti perdonare, come chi diceva sta sola di squistare. Ti condananti su tempo su non ti basta mai. Vuoi pure mi condananti su tempo su non mi basta mai. Come chi c'era sta sola mi squistare. Ti condananti su tempo e non ti basta mai. Ti condananti su tempo e non ti basta mai. Ti condananti su tempo e non ti basta mai. In questo brano si intitola Tu non ti armendi che schiesese e abbiamo il piacere di essere accompagnata dalla flautista Angelica. Un abbraccio e anche un applauso. Ok, questo brano l'ho pensato così, immaginando di essere un bambino, una bambina che chiedeva alcune cose alla nonna, ho immaginato proprio di essere seduta nel camino
E mi chiedevo, ho fatto una domanda un po' ingenua, ho detto: nonna, ma perché succedono certe cattiverie nel periodo delle faide, no? E la nonna risponde: quello che mi chiedi è molto forte, però sappi che nella vita alcune azioni non sono legate dalla cattiveria in sé, ma sono legate da una sofferenza intrinseca. Ma tu ricordati una cosa: non dimenticare chi sei. Grazie. Esos arreglos tuos, aperini di manas atrás, ahora si fumas que lágrimas das a língua e o tempo que la boca para normal las esquinas retotto, ma por vizas poveros e ricos. Ma menga bene che io chissà pazienza solo prosente a vista. A sin tener esa vida, ánimos malos y odio feliz, solamente los demás ordes amigos. Dorme sul campo dando la tu, chissà te de cantare potes, tanto San Martino spati scansellare, e tanto canta brocchi e comprende chi sorte solo piangere. Tu non ti
Sidra! Straordinaria con Partito Farina alla chitarra, Randaggio Sardo alle percussioni, Angelica Perra al flauto, una combo straordinaria. È così che nascono energie creative e CEC 2025 lo sta dimostrando anche quest'anno. Chiamo subito il prossimo artista che salirà sul palco, Luca Usai. Un applauso a Luca, chitarra e voce. Artista che viene da Sassari, canta storie, scrive, canta, suona la chitarra, ha pubblicato diversi CD, ora sta lavorando a brani che richiamano la tradizione sarda. Luca Usai, chitarra e voci, i brani che presenta stasera sono Arca e Dillu de Amistade. Sardegna, dimmi chi sei e cosa sai. Sardegna, dimmi che vuoi e dove vai. Sardegna, dimmi con chi sei e cosa fai. Sardegna, forse non lo saprò mai. Lei ha messo a mano forte o piano, ma lei ha messo a mano. Le 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 le. Sardegna, che cosa ti è successo? Dimmelo adesso. Sardegna, raccontami i tuoi guai, so che ce li hai. Sardegna, per guarire le ferite come fai? Sardegna, forse non lo saprò mai. Lei ha messo a mano forte o piano, ma lei ha messo a mano. Delle stelle. Lei ha messo a mano forte o piano, ma lei ha messo a mano. Prendi la mia mano forte o piano e portami via lontano. E le 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 le
tutti voi, e questo prossimo, oltre che a tutti voi, è un brano che di solito sto facendo nelle scuole con i bambini, dove cerco di trasmettere la nostra tradizione, un po' a modo mio. Però questo lo dedico proprio a tutti i fratelli e sorelle, frate e sorelle che mi hanno accompagnato e con cui ci siamo accompagnati in questi pochi giorni, ma molto potenti. Quindi grazie al CEC. Questo è il Dio del San Stato. Se volete potete anche cantarlo, semplice e semplice. Dingiri dingiri della, dingiri dingiri della, dingiri dingiri della, hey! Dingiri della, dingiri dingiri della, dingiri della, dingiri della. Questo è sottile, possiamo una terra, questo è sottile, possiamo questa sa danza, le salta sul fuoco, questa sa vita, questo è sul gioco. Hey! Dilli bella, dilli bella, dilli bella, dilli bella, questo è sul tempo a nostre tornare, salto si strano, so sin amistare, cagni a mano, leami a mano, tutto si punto, non dillo ballam. Hey! Dilli bella, dilli bella, dilli bella, dilli bella, Luca Usai, grazie Luca, grazie per il lavoro che fai anche per portare la tradizione sarda nelle scuole, per lavorare con i bambini. Grazie ancora Luca. Passiamo all'artista successiva. Abbiamo già visto sul palco diverse volte Angelica Perra e il suo flauto traverso, accompagnata alla chitarra da Roberto De Ida. Sono un po' in mezzo, adesso devo spostare, cercare di non fare guai. Soprattutto Angelica è flautista, cantante, docente, impegnata in diversi progetti culturali, ha collaborato anche con Piruccio Sciola, Raul Moretti, Elisabetta De Logo, insomma ha una storia, una carriera, pur essendo molto giovane. Partecipazioni a festival internazionali come Time in Jazz, come Croce Rossa e Blues. Oggi ci presenta due brani, uno è un omaggio a Pierre Marras, Armita, e l'altro si intitola invece Annalisa. Angelica Perra, alla chitarra Roberto Venti.
Per il prossimo brano ci fanno compagnia anche due super artisti, Antonio e Manuela. Questo è un omaggio al direttore artistico del CEF 2025. Ho scelto questo brano nello specifico perché sono stati dei giorni molto intensi, non solo dal punto di vista musicale, artistico, ma anche per il senso di grande condivisione che è stato messo in essere e per tutto quello che per noi è stato organizzato. Abbiamo fatto dei giri bellissimi nel territorio, abbiamo sentito tanti profumi, quindi questa è una dedica per tutti, Armida.
bravissimi, bravissimo. Angelica Perra alla voce, al flauto traverso, Bandito alla chitarra, Roberto Deita alla chitarra, Manuela alla voce. Adesso vi faccio scegliere che salgo io, se non ci possiamo. Ecco qua, vabbè, non succede nulla, non succede nulla. Lasciatemi qua un attimo, devo avere lo spazio per presentare il prossimo ospite. Bandito resta comunque perché ormai è una presenza fissa qua sul palco. Grazie ancora a Angelica Perra. E ora un giovane cantautore, Zip. Un applauso a Zip. Collabora con il produttore olbiese Kaizen. Io lo conosco, molti di voi lo conoscono per il brano Fantacalcio, con la partecipazione del capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti. Poi vorrei capire come sei riuscito a coinvolgere Pavoletti in quella canzone. Ma in realtà è nata totalmente a caso, nel senso che io avevo pubblicato una roba su Instagram, lui si era infortunato da poco, l'ha vista, mi ha scritto e ha detto facciamo, ci divertiamo, ci siamo divertiti un sacco. Le cose. Oggi ci presenta Cante di cose belle e Fiammiferi, Bandito e Zip. Grazie. Fari accesi nella notte, non si vedono le stelle, cagliere piene scritte sui muri di sogni a metà. E te l'ho detto 1000 volte che ti sento sulla pelle, un po' più sotto dei tatuaggi, sarà la vita e sarà l'età. Quindi ti scrivo una canzone che non sono bravo con le parole, che non so scegliere i ristoranti, comprarti fiori. Ma se sorridi fa bene al cuore ed io mi scordo tutte le cose, come la sveglia, il meccanico, il traffico, il capolavoro di professore. Da quando arriva non gioca più, come in quella canzone. Se da domani non ti vedo più, perderò le parole, ti regalo una foto, fuori fuoco ed una buona notte, sogni d'oro per dirti che se da domani non ti vedo, scrivi un'altra canzone. Lui ci stette, buonanotte, sogna solo cose belle, fuori la pioggia che sembra un applauso alla fine di un film. I tuoi baci sulla fronte, le mie 1000 cause perse, e anche se a volte ci sbatto la testa va bene così. E oggi ti scrivo una canzone che non sono bravo con le parole, ma ho 1000 modi per abbracciarti e cantarti storie. E se sorridi fa bene al cuore ed io mi scordo tutte le cose, come la spesa, l'affitto, le multe, miliardi di cose che non so i nomi. Da quando arriva non gioca più, come in quella canzone. Se da domani non ti vedo più, perderò le parole, ti regalo una foto, fuori fuoco, una buona notte, sogni d'oro per dirti che se da domani non ti vedo più, scrivo un'altra canzone. Metti il rossetto più bello, non metterlo proprio, si bella lo stesso. Tu che sai stupirti se cade una stella o se parte un aereo. Ti regalo Cagliari quando fa freddo, una giacca d'inverno. 1000 cose belle, non dirle a nessuno, magari ci sento. Da quando arriva non gioca più, come in quella canzone. Se da domani non ti vedo più, perderò le parole, ti regalo un fuoco, fuori fuoco, in una buona notte, sogni d'oro per dirti che se da domani non ti vedo più, scrivo un'altra canzone. Grazie. Per il prossimo pezzo ho bisogno di chiamare un po' di amici sul palco. E questo in realtà è anche grazie a Piero che ci ha riuniti. La prossima canzone che vi faccio ascoltare è Fiammiferi, io l'ho scritta da solo.
e non avevo mai pensato di suonarla con un sacco di musicisti. In realtà la prima sera qui a Bitti abbiamo improvvisato alle 2 di notte, ci hanno offerto tra l'altro un liquore alla melacotogna micidiale. È uscita questa versione qua della canzone. Siamo. Ok. C'è un botto fine, c'è un botto fine. L'ho pagato un botto, mondo schifo, per fare colpo, ma il giorno dopo non c'è più. Hai l'asse dolce, ti prendo in giro, mi hai rapito l'ultimo respiro, poi litighiamo e non ci sei più. E scusa se non sono stato il primo bacio, ma vorrei essere l'ultimo. E scusami se non ho fatto il primo passo per andarmene tu. Lucimi come la notte, come le botte, come fiammiferi. Io cadrò come le stelle per regalarti ciò che desideri. Ma se duriamo solo il tempo di un bacio, non stacchiamoci mai più. E bruciamo come la notte, come sto corpo, come fiammiferi. Occhiali scuri, occhiali puri, notti che non dormo, mondo schifo, e notti a usare Instagram come se fosse Tinder. E scusa se non sono stato il primo ballo, ma vorrei essere l'ultimo. E scusami se non ho fatto il primo passo per andarmene tu. Bruciami come la notte, come le botte, come fiammiferi. Io cadrò come le stelle per regalarti ciò che desideri. Ma se duriamo solo il tempo di un bacio, non stacchiamoci mai. E bruciamo come la notte, come sto corpo, come fiammiferi. C'è un botto fine, c'è un botto fine. L'ho pagato un botto, mondo schifo, poi litighiamo e non ci sei più. Grazie. Grazie mille a tutti. È straordinario. Zip con la super band, con Bandito, Randaggio Sardu, Giovanni Cossu, Rita Peduzzo e Enrica Bevis. Grazie, grazie davvero. E questo è quello che succede al campus di Energia Creativa, perché l'ha raccontato lui, insomma, alle 2 del mattino ci si ritrova, si canta, si suona e nascono queste jam session che producono poi vibrazioni molto positive. Abbiamo salutato Zip, Bandito resta perché non possiamo mandarlo via, e introduciamo adesso un nuovo artista, Pasquale Gazzetta. Quindi sembra che si parla più di figliasti, però insomma, Pasquale gioca anche lui molto in casa, diciamo così, visto che è bittese. È stato finalista del premio di Andrea, ha partecipato a diversi festival nazionali, ha scritto anche un libro di racconti e di poesia, ha vinto il premio Cantando di Andrea, se non sbaglio. Il suo ultimo brano si intitola Zestue e ce lo presenta oggi insieme a Bandito, da Giusardo, e il brano successivo è... No? Non li vuoi? Va bene, non li vuoi. Cambio di programma.
maldito randagio se ne vanno, anche abbastanza contrariati secondo me, perché insomma, sono andati via così. No, poi torneranno, ma poi tornano perché c'è il brano, perché gli studi devo fare da solo. E poi invece l'altro brano che si chiama Kim Tsu-chi, poi magari te lo spiega lui perché si intitola così. Pasquale Cazzetta. Grazie, buonasera. In poche parole, Kintsugi è una tecnica, una pratica giapponese di ricalcare con la polvere d'oro, con la polvere d'argento, le crepe di un vaso rotto che poi è stato ricostruito per far sì che questo vaso abbia una nuova vita e continui a splendere. In questo brano parlo di questo, della bellezza delle imperfezioni e del fatto che non tutto quello che si rompe per forza va buttato via. A volte la giusta soluzione è proprio la ricostruzione, che magari ci sono quelle crepe d'argento che ci rendono semplicemente delle persone migliori. Le rovine di qualcosa nelle crepe ricalcate d'oro, e capiente c'è tanto in questo astuccio di emozioni, i dettagli che brillano a momenti è più morbida, l'angoscia che non dimentichi, che provi a curare, ricostruire come soluzione, accettando la trasformazione, aver conosciuto i pezzi e poi la bellezza dell'imperfezione, un'esplosione di profumi nelle note dei ricordi che attraversano la persona nella foschia dei pensieri. Credere nel domani, nel mutare dei giorni che da sopravvivenza diventano esistenza, e sedersi a ricalcare le cicatrici di questa argilla e fare un passo indietro per poter ripartire, ricostruire come soluzione, accettando la trasformazione, aver conosciuto i pezzi e poi la bellezza dell'imperfezione, un'esplosione di profumi nelle note dei ricordi che attraversano la persona nella foschia dei pensieri. Mescolarsi ad oro e argento per risplendere un'altra volta, camminare poi a distanza dal superfluo che ti infrange, reagire senza rancore all'eterno che ha una fine, godendo della rinascita che l'istinto ti fa tentare, veder sbocciare i fiori dall'ammontare dei rimpianti, salvarsi da una crepa diventata via di fuga, ricostruire come soluzione, accettando la trasformazione, aver conosciuto i pezzi e poi la bellezza dell'imperfezione, la bellezza delle imperfezioni, la bellezza delle imperfezioni. Adesso possiamo chiamare Bandito e ringrazio di cuore. Ne approfitto del momento che si stanno organizzando per ringraziare, penso anche a nome di tutti, la possibilità che ci è stata data dall'artefice di tutto questo, da Piero Maras, dall'organizzazione di tutto questo, che sono state delle giornate bellissime che fanno solamente bene all'arte in generale e alla musica, a quella che piace a noi, suonata e cantata dal cuore e col cuore. Gesto. Se guerra è pache a cursa mia,
fai focus sopra ma non schipinta sa carename chi donza braccio chi mi gasto non sa luce catari non si non sanno le use stue se su vento e survasa se sa che cantasa se s'amore anima ser dolore precasa ser bellezza e spantasa se sa poesia intro a me se scopan fermama cuffie e non ti passo me los Timidiana non finirata chi lo casa in te amore catarie non si sono meu gesto se su tempo schimetta in momento sti resterà fissamente se amore chi manca e non fierra chi inventa se sapere che sani non si cammino meu gesto se su vento e survasa se so che cantasa se s'amore armonia se dolore precasa se bellezza e spantasa se sa poesia intro Grazie Pasquale, bellissimo. Pasquale Gazzetta ha fatto davvero un set meraviglioso. È l'area del parco di Tepilora forse che fa bene a queste ragazze, non lo so, perché davvero hanno fatto un lavoro straordinario. In 3 giorni si sono conosciuti, non si conoscevano prevalentemente, quindi questo vuol dire che il check ha raggiunto i suoi obiettivi. Randagio Sardu, resta sul palco perché adesso è il suo momento e io tra l'altro non so neanche dove metterli perché stanno salendo coriste, artisti. È tutto gratis. Io ormai praticamente va bene, io me ne vado subito. Qui ci sono tutti gli artisti che hanno partecipato al Cieco 2025, facciamogli un grande applauso. Randagio Sardu è conosciutissimo, insomma, decenni che lavora nel mondo della musica in Sardegna. Secoli. Quasi secoli, va bene. Ha bisogno di pochissime presentazioni, però lui ha iniziato con il reggae, l'hip hop, ragamuffin, si sta avvicinando al country. E quindi l'ultimo periodo sì. Il country è sempre bello. Ha pubblicato CD, singoli dappertutto. I brani che presenta oggi sono Celu e Sa Chitarra.
Radagio Sardo e tutto l'ensemble di Check 25. Grazie. Ci tengo a ringraziare naturalmente Vitti per l'ospitalità, Piero per l'occasione e Lina e Gianni perché ci hanno dato da mangiare veramente tanto. È stato un lavoro duro, abbiamo mangiato, bevuto, cantato e suonato. Grazie. Che non scambio per caso solo non si fa lì e sti sempre così in strada entre me e ogni lì pensa fosse stati passati non intendo non da che mi possa da spaziare io fai a lì puro grande sti uomini non da che su sovenia pendenti su calienti ma non da padrusa lì mi nota che sta vita non si può cancellare ma Dio no Dio vuole cancellare io voglio dare sti fra di me sti fra di me sti fra di me sti fra di me sti sempre più forti, questa vita pulita, quasi la sauna di amore, questionai c'è tipo 4 numeri, caso del buio su te troppo paga del bimbi, intendo che ci sei, se tu su chiasi la sauna, tu su chiasi la sauna, tu posso chiedere di fra di me sti fra di me sti fra di me sti fra di me sti sempre impari a me ogni offerto che apponao sempre più forti questa vita pulita chiasi la sauna di amore questionai c'è tipo 4 meni caso del buio su dente è troppo paga del bimbi intendo che ci sei se tu chiasi la sauna tu so chiasi la sauna tu posso chiedere fra di me sti fra di me sti fra di me sti fra di me sti Più bella, la canzone è diventata bella con tutti i loro. Sta chitarra.
promessa, tu prendi quel che suica. Quando sono andare, non me la salare, questa è l'unica che mi sana dare. Quando sono andare, non me la salare, questa è l'unica. Ma poi tengo la chitarra suonai, ma ti conta come ti piace vita, e sti stetti è sempre con me. E sti mamma e sti sposa e sta amica, ma di sempre quando pensai, ma di preusa anima fluida, e non testa sono con me. Grazie. Sergio Sardu, grazie. Che dire? Qualcuno andrà via adesso, ma restano Rita Peduzzo ed Enrica Virdis. Ci siete? Ci sono? Siamo un po' troppi qui, ma va bene così. Forse passo io? Va bene. Passo io. Scusate, ma c'è il traffico qui. Ok, salgo. Grazie ancora a Randagio, grazie ancora agli artisti che hanno accompagnato. Rita ed Enrica, un duo, entrambe cantanti, musiciste, che stanno girando e hanno già girato diversi festival. Rita si è formata anche negli Stati Uniti, quindi insomma ha studiato. È una bella esperienza, immagino. Enrica è cantante, musicista, insegnante, insomma sono protagoniste della musica di oggi in Sardegna. Il loro progetto musicale si intitola Era, Voci Immortali. Oggi presentano due brani, interpretano due brani. Uno è un omaggio a Maria Carta, le memorie della musica. Solo le pido adios di Mercedes Sosa. Rita Peduzzo e Rita Virdis. Si è spento il piano, chi l'ha spento sei tu. Ecco, non è che il brano inizia così, cioè è semplicemente che devono attaccare il tavolo. Deus
Deus meu, no pides tantas lágrimas en música. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Cantano, i ragazzi cantano e ballano ad occhi chiusi, disperati ballano. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Nella musica la voce delle lacrime, nella musica la forza delle idee, è una liturgia di dolore e allegria questa musica, Deus mio, perché musica è la voce di ogni popolo che raccoglie tutta la sua eredità. Chi la canterà, chi la scrive non lo sa, ma nell'aria c'era già. Dimmi mia, Deus meu. Ma sì, s'amore no, si illumina de musica e tanto no este amore. Senza musica non si resta insieme senza una canzone, è una liturgia di dolore e d'allegria che ci tiene in compagnia. Sono eterne le memorie della musica, perché in fondo le canzoni siamo noi, anche se non vuoi le ritrovi prima o poi, proprio come te, Deus meu. Dimmi mia, cantano, i bambini cantano e danzano, le memorie danzano e nascono nuove linee che le madri imparano. Deus meu, Deus meu, Deus Dillo santigo duro duro di allegria, dillo santigo duro duro di allegria, dillo santigo duro duro di allegria, dillo santigo duro 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 di via. Grazie. Abbiamo scelto umilmente di arrangiare questi due brani perché li accomuna una cosa che è la memoria collettiva. In questo caso una memoria collettiva, una memoria individuale che lega passato e presente, intreccia quelle che sono le emozioni, le storie e le identità. Il prossimo brano parla sempre di memoria collettiva, una memoria collettiva che è stata e che purtroppo ancora oggi continua ad essere, perché continuiamo a fare gli stessi errori ed continuiamo a percorrere ancora una strada molto sbagliata, ed è solo Le pido a Dios, portata al successo dall'attivista e cantautrice Mercedes Sosa.
sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mirilla, después que una guerra me dañó esa suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Siempre no puedes más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desociado el que tiene que marchar al vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sia indiferente. È un mostro grande, picchia forte sulla povera innocenza della gente. È un mostro grande, pisa forte toda la pobre inocencia della gente. Enrica Bertuzzi, Enrica Virtis, complimenti. Scelta dei brani meravigliosi, grazie. E siamo giunti all'ultimo artista che si esibisce, ma in realtà si è già esibito in quasi tutti i brani. Bandito! Ovviamente non sarà solo Bandito perché lo accompagnano gli altri colleghi musicisti e artisti. Sassarese, cantautore, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti. Bandito ha partecipato al Festival di Castrocaro, ha vinto il premio SIAE, grande successo sui social, Instagram, YouTube, TikTok, studia composizione e arrangiamento pop rock al Conservatorio di Milano, è giovanissimo, ha tutta la carriera tutta la vita davanti di musica e brani da suonare. Oggi presenta Buia Mai, il suo hit Libera Saderra. Bandito! Grazie. Io sono con Buia Mai.
stelle e mare, il cielo è bello che quasi fa male. Io non vedevo l'ora di partire, ora siamo lontani e non ti posso guardare. E dentro il bar per un tuo messaggio non so che rispondere, ci volerò. E in questo modo il tuo sospiro accanto per la luna rossa me lo immagino. Io ho capito che stavi per piangere prima di andarmene, però la luna mi ha seguito fino a qui, perciò che io piangerò. Bella sei, come fai? Io vorrei perdermi in te, amore, notte sei, buia mai, so chi sei, senza le parole. Sto qui da mare, troppo non fa bene mai, che fai? Sarà all'improvviso a fondo. Ma come puoi smettere di adorare il cielo se la luna è l'unica che ti conforta? Devo voler bene a me stesso prima di voler bene al resto. Che notte strana, mi sento coperta, non sali in mare aperto, un sognare credente. Forse è questa magia che tieni dentro, più forte di ogni cosa che sento oltre. Bella sei, come fai? Io vorrei perdermi in te, amore, notte sei, buia mai, so chi sei, senza le parole. In realtà questo è un mashup e adesso canterà il mio amico Randagio una sua canzone. Cambiamo un po' il mood. Quando sto per tu e sto nega Gesù Cristo para me su fraga terra ci sta nava da cano a canterò me sta sposa cana su picchetta ramoi canta bene de stu biso e si nasci si no e su mare e su salto e su monti non capi che sti melu sa mangiao a de notta lì il quale ravino poi canti dirai manti voi che su chiesa su che stessi costaresi. Adesso ci volete seguire con i cori, fanno 3, 4. Grazie, questa era Buia Mai. Adesso io ci farei a colare sul palco tutti gli altri amici del CEC. E nel frattempo che loro salgono ringrazio anch'io Piero per averci invitato qua, per averci regalato questa opportunità meravigliosa. Tutti gli amici e le amiche che hanno fatto parte di questa esperienza, che ancora non è finita. E anche io ringrazio Gianni e Lina che ci hanno veramente trattato così. Quindi davvero bellissimo. La prossima canzone si chiama Libera Terra. È una canzone contro la guerra e contro lo sfruttamento dei popoli. Inizialmente è nata per il popolo sardo, ma ampliata a tutti, a partire da quello palestinese. E niente, se volete cantare con noi, siete un bel. Lo sai che la Sardegna è patria di montagne e fiumi, di nobili scrittori, un premio Nobel ai cantori. Ormai sono tanti anni che la stanno facendo fuori, signori.
e ricchi borghisoni che si gonfiano le pance, pensando che la terra è un ideale da sfruttare e non ci lasciano perché le mance per in mano una mitragliatrice caricala di parole, non serve la violenza in questi casi, dice l'azione fatta in unione. Ormai sono troppi anni che ci stanno facendo fuori, signori. E dite fin con noi, urlate libera, saperà, a chi la fa in calpesta, no, che non sgherda, dobbiamo alzare la testa, digli che tra noi non ci deve essere odio, e amico va bene, sì però, condividiamolo un po'. Mangiati un fico, vedrai l'amore, a volte si cela dentro il tuo cuore, devi essere capace di guardarmi in faccia e non nasconderti dietro uno specchio. La sete di potere a volte è infama, ma finire comunque in una bara. E visto che non siamo il riflesso di ciò che abbiamo all'esterno, diamo valore a diversi. Allora, con in mano una mitragliatrice, caricala di parole, non serve la violenza in questi casi, dice l'azione fatta in unione. Ormai sono troppi anni che ci stanno facendo fuori, signori. Venite fin con noi, urlate libera, saperà, a chi la prova in calpesta, no, che non scherda, vogliamo usare la testa, dimmi che tra noi non ci deve essere odio, per amico va bene, si verrà, vivi con gioia, ancora un'altra volta, libera sta terra e non che non scherra, dobbiamo alzare la testa, dimmi che tra noi non ci deve essere odio, e amico va bene, sì però, diciamo noi dove metterlo. Popolo antichissimo, benedetto e maledetto dal mare, lo amano un po' tutti e sono tutti pronti a fargli del male, e sta arrivando la sua ora che non dovremmo si schierare e non te chi sia troppo bravo, autodeterminazione. Grazie. Grazie partito, grazie a Matteo Giussardu, Luca Petuzzo, Luca Ghirtis, Stefano Chetti, Federica Olla, Giovanni Cossu, Manuela Sidra, Luca Usai, Pasquale Calzetta, Angelica Per e Zip. Adesso salto io, sapete voi. I 12-13 artisti che hanno animato CEC 2025, a guidarli Piero Marras. Vieni Piero, vieni. Ho notato sul tuo volto, ti sei quasi commosso vedere questi 13 ragazzi, 13 giovani esibirsi stasera. Beh, è una bella soddisfazione, sai, cioè la dimostrazione di come primo la musica non deve essere mai messa in competizione, quindi non è una gara, la musica è condivisione. C'era un tale che mi pare si chiamasse Einstein, non so se ce l'hai presente, che diceva che la creatività è l'intelligenza che si diverte. Ecco, io ho chiamato tante intelligenze, tante sensibilità e le ho fatte divertire. Ma per fare divertire non ho fatto nulla. Non si conoscevano, in 3 giorni è successa una rivoluzione. Hanno iniziato a suonare insieme, a cantare insieme, a scambiarsi i numeri. Cioè questa è la bellezza della musica, capisci? Cioè riunire persone
e vedere come all'improvviso c'è una solidarietà interna, un codice che hanno, la fortuna di suonare, di cantare. Questo dovrebbe essere il senso di... Tu pensa se questa cosa fosse rapportata anche al mondo, no? Quello a cui stiamo assistendo adesso. Cioè manca proprio questa sensibilità, questa leggerezza. Questi ragazzi sono unici. Io ogni anno, questo è il quinto anno, ogni anno mi meraviglio perché ho inaugurato una cosa che riesce a conciliare la sensibilità di questi ragazzi con la bellezza del territorio, e qui il territorio è allucinante. Siamo stati a Tepilora, no, a Romanzesu, poi ieri è stata una giornata per me molto particolare perché è venuto Bacherillo Bandino, un antropologo di Bitti, è venuto il grande Daniele Cosselli che oggi vi onora la sua presenza. E questi hanno fatto parte della mia vita, sono stati degli esempi incredibili. E mi fa piacere che Bitti sia proprio per il secondo anno consecutivo abbia adottato questa bella manifestazione. Consentimi di ringraziare il comune, il sindaco, che è anche presidente della provincia, per la maniera in cui mi hanno aiutato. Cioè ci vuole anche una sinergia interna, no? E allora quando trovi questo bel rimbalzo, insomma, è tutto molto più facile. Grazie di cuore veramente. Piero, dice il pianoforte. Dai, chiudiamo con una... Non possiamo non chiudere con un tuo brano. Piero Marras. Quando Gigi Riva tornerà, non si troverà lui ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A, dopo l'anticalci di rigore, troveremo insieme l'umiltà di ricominciare con più cuore, quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero, quando Gigi Riva tornerà. Su, 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 come gli altri, niente più paura né ci fa. Su, 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 che siamo i primi, tutti insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole. Quando Gigi Riva tornerà, la partita ricomincerà. Grideremo insieme Italia, Italia, e patetico sempre
questo sogno che ci ammaglia, quando Gigi ritornerà. Oh, la grande festa si farà e la banda ubriaca suonerà per intero l'inno nazionale. Zuppa, zuppa, per zuppa, ma Dio ce ne sarà a raccontare quando Gigi ritornerà. Quando Gigi va Piero Marras, l'ideatore, il Deus ex machina di questo check. Non si può annunciare nulla rispetto al prossimo anno? Assolutamente no, perché non so neanche io. Comunque difficilmente io andrò in un altro posto. Quindi il tris di Bitti, diciamo così. Siamo in chiusura, vi abbiamo tenuto per più di 2 ore a questo palco. Sono volate, sono 2 ore che sono volate. C'è da fare qualche altro ringraziamento, a parte i musicisti che hanno partecipato al check, anche ricordiamo Roberto De Ida, Marchito Farina, Enrico Sedolini che ha accompagnato gli artisti, ai suoni Sebastiano Vacca, giustamente da ricordare, alle luci Antonello Testone. Allora, grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Piero Marras, grazie a Bitti, a Crusano, arrivederci, buonanotte a tutti. Bene, questa diretta è finita, mi pare che bisogna fare nella fotografia. Noi spero tancamus e non diamo l'appuntamento a Canal Manzano.